partite in una settimana, una persa, una pareggiata, domenica. Sì, domenica è una partita importante perché veniamo da due risultati, al di là della sconfitta col Pordenone che ne abbiamo già commentata, da un pareggio che per come l'ho vista io è una sconfitta, perché è una partita che avevamo dominato e dovevamo portare a casa i 3 punti, però nel calcio ci sta anche questo. Adesso abbiamo una gara importante domani e dobbiamo cercare di fare insomma, un'ottima partita. Tirolo è una squadra che comunque è stata costruita per fare un campionato importante, in questo momento non ha raccolto quello che forse si aspettavano, è una squadra con ottima individualità, organizzata, e mi aspetto una gara difficile come del resto saranno tutte le partite di questo girone. È chiaro che dobbiamo sfruttare al massimo la gara in casa, quindi al di là dell'avversario che è una buona squadra, dobbiamo cercare di tenere il massimo. Mercoledì è stato effettuato un po' di turnover, rivedremo domani in campo la stessa squadra di Pordenone Padova. Abbiamo ancora qualche problema, nel senso che Carlo Derisio non è convocabile. Alfa dobbiamo vedere fino all'allenamento di oggi pomeriggio, quindi per forza di cose qualche cosa dovremo cambiarlo comunque. Ecco, c'è comunque Neto che insomma l'ha recuperato già dal primo minuto, quindi anche se può comunque essere riproposto ancora anche domani, no, dall'inizio. Sì, Neto ha avuto un infortunio diverso rispetto agli altri, nel senso che non ha perso tantissimo lavoro, infatti si è visto che appena è rientrato chiaramente non aveva magari lo stesso ritmo per 90 minuti come gli altri compagni, però ha fatto bene ad Ancona, ha fatto bene quando è entrato a Venezia, è un giocatore su cui contiamo e contiamo molto. Si chiude, quindi bisogna avere pazienza, no? Si dice trovare lo spazio. Sì, anche con Ancona che comunque nel primo tempo ci ha aspettato molto basso per cercare poi di ripartire. È chiaro che quando ci sono delle partite così bloccate diventano importante la circolazione della palla, quindi anche la qualità dei giocatori ma anche la qualità del campo. Per far muovere, aprire gli spazi, la palla deve viaggiare più velocemente possibile. Questo è un aspetto, ripeto, che va alla qualità dei giocatori ma anche al campo, perché se tu devi stopparla 2 volte perché il rimbalzo non è regolare, perdi la velocità di gioco e per aprire gli spazi devi comunque muovere velocemente la palla. Dobbiamo avere pazienza, dobbiamo essere bravi a andare a sfruttare le situazioni che riusciremo a creare. Credi che appunto Lugano sia un filino meglio rispetto a una settimana fa? Non l'ho ancora visto, però la speranza è quella, insomma, che una gara era effettivamente non in buono stato. C'è anche l'incognita della nebbia, perché oggettivamente negli ultimi giorni la si è vista, si gioca anche alle 18:30, quello può essere insomma un pericolo per la partita. Questo dipende poi dalla situazione climatica, non lo so sinceramente cosa possa succedere, però a oggi sembrerebbe che ho parlato con qualcuno ieri che era alle 18:30 in zona stadio e la visibilità c'era, quindi dal mio punto di vista, dalle indicazioni che abbiamo avuto ieri, non dovrebbero esserci problemi, però non lo so, guarderemo le previsioni. Senti, invece tornando alle scelte, fermo restando devi ancora fare la rifinitura e quindi insomma valutare ancora le ultime cose. L'idea comunque di riportare Mandorlini, di riproporre Mandorlini dal primo minuto della difesa è una possibilità fondata. Mandorlini comunque ad Ancona è subentrato, è più fresco, in un'ottica anche di turnover è facile insomma che a oggi
venga riproposto in quella situazione. Mentre in difesa è possibile che Cappelletti, avendo fatto 2 partite ravvicinate, questo giro magari ed è stato fuori Russo e Sbraga, venga praticamente presa la situazione? Mi stai chiedendo tutta la formazione piano piano. No, beh, sono dubbi, insomma, che più che dubbi sono scelte che farò nella giornata di domani. Sono contento, insomma, al di là, ripeto, del risultato di Ancona, della prestazione di chi fino a questo momento aveva giocato meno, quindi so che posso contare su uno e sull'altro. Spetterà a me scegliere a secondo delle sensazioni, di quello che vedo anche oggi. Andrò a fare una scelta, però sono macchie di tutte. Ormai secondo te, dicevi prima, nonostante una partita che avete dominato, è arrivata a quella che tu ritieni una mezza sconfitta, cioè il pareggio a Ancona? Quali sono le ragioni, magari dopo aver visto la partita? Le ragioni sono molteplici, nel senso che il primo tempo Ancona non ci ha mai tirato in porta, ha fatto un cross e su una svista, perché comunque poi è stato dimostrato dalle varie immagini, su una svista dell'arbitro che non si è accorto di questo fallo, siamo andati sotto, non ci siamo disuniti, abbiamo pareggiato, siamo andati in vantaggio in un momento importante quando Ancona magari aveva cercato di alzare un attimino, forzare un po' di più la partita, si sono alzati un po' di più, noi siamo stati bravi ad andare in vantaggio, abbiamo avuto 2-3 situazioni importanti per chiudere pressoché la gara, un po' di un pizzico di sfortuna sul palo, la punizione di Dettori e quella successiva di Nicola, dove è stato molto bravo il loro portiere. Non siamo riusciti a chiuderla, purtroppo in una punizione battuta rapidamente, una circolazione di palla, eravamo posizionati male, c'è anche la bravura dell'avversario, questo non va dimenticato, perché ovviamente ha fatto un gol di altissima difficoltà. Purtroppo in questo momento se commettiamo un mezzo errore veniamo puniti. Abbiamo avuto anche la palla per ripassare in vantaggio, per poco Francesco non è riuscito a centrare la porta e quindi tutta questa serie di situazioni mi fanno pensare che, come ho già detto, che è una mezza sconfitta. Quindi a maggior ragione la reazione che chiedevi prima di Ancona e che hai visto forse solo in parte la chiedi domani alla squadra? No, ad Ancona c'è stata la reazione perché, ripeto, dal mio punto di vista io e le tante partite avevamo fatto una gara attenta, determinata, fatta bene. Purtroppo però non è solo uno o due giocatori, quando parlo di un discorso di attenzione, di concentrazione, di cattiveria agonistica. Se ce l'abbiamo tutti, molto spesso la gara possiamo vincerla. Quando c'è qualche flessione in qualche giocatore, purtroppo in questo momento vediamo sia per la bravura dell'avversario, però ripeto, è un gol che non dovevamo prendere. Bene, grazie. Grazie a voi.